Ministro Musumeci ai nostri microfoni parla di Agrigento, capitale della cultura e crisi idrica. Il PD si interroga sulle sfide dalla protesta alla proposta. Tua pronti a manifestare se l'amministrazione Miciche non risponde, duro comunicato dell'Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Sicilia. È stato ritrovato il cadavere del turista tedesco 73enne che da ieri non dava più notizie dopo essersi recato in visita alla Colimbetra. Successo ieri per il Lions Day, giornata della solidarietà senza confini con screening gratuiti per la popolazione. Scuole in Sicilia, si comincia il 12 settembre, si termina il 7 giugno, lo ha stabilito l'assessorato regionale dell'istruzione. Nuovo direttore sanitario al San Giovanni di Dio e Gino Cacciatore già primario di lungodegenza. Grande partecipazione per la mezza maratona e il Gran Fondo di mountain bike. Giusy Parolino segna un nuovo record nel lancio del giavellotto. Pro Favara vittoriosa a Casteldaccia e vince anche la Favara Academy sul River Platani. Un saluto da TVA Notizie. Sabato pomeriggio il ministro per la protezione civile e per il mare Nello Musumeci è stato ad Agrigento per parlare di Agrigento, capitale della cultura, ma noi lo abbiamo anche sentito sul tema della crisi idrica. Vediamo. Io penso che creare le infrastrutture idriche in Sicilia richiederà non meno di 10-15 anni. E intanto abbiamo già fatto il primo passo, l'abbiamo fatto sotto la mia amministrazione regionale quando abbiamo istituito l'autorità di bacino idrico, che mancava da 30 anni, nessun governo l'aveva mai creata, ed è proprio dall'autorità di bacino che è partita la richiesta al governo nazionale per finanziare la pulitura, la liberazione dalle sabbie delle nostre dighe, 18 dighe. Dobbiamo dire la verità, sono 50 anni che noi viviamo sotto l'incubo della siccità, ma nessun governo, né regionale né nazionale, si è mai posto il problema. Io ricordo che si deve al governo Musumeci, se abbiamo finalmente definito il finanziamento ad Agrigento del rifacimento della rete idrica per 44 milioni di euro. So che quella pratica è già stata portata in gara, ci sono stati forse problemi dopo la mia uscita, problemi di carattere procedurale, ma Agrigento sarà la prima città capoluogo in Sicilia ad avere una rete idrica nuova, tenuto conto che nei paesi e nei centri abitati si perde quasi il 50% dell'acqua nella rete ormai obsoleta, e poi dobbiamo costruire nuove dighe. Io ne ho deliberata una, quella di Pietrarossa, che era rimasta incompleta, e nella piana ho chiesto al governo nazionale allora nel 2019 di finanziarla, è stata finanziata, sarà inaugurata fra un anno e mezzo massimo. Con l'emergenza non si risolvono i problemi. La protezione civile dichiarerà lo stato di emergenza, gli uffici stanno esaminando la pratica, la richiesta arrivata dal governo, quindi finanzieremo i servizi che saranno necessari per l'acquisizione di autobotte, di auto private che consentiranno di trasportare non in tutte le province, per fortuna, laddove ce n'è particolare bisogno l'acqua, però chi dovrà farsi carico di questo problema sarà la cabina di regia istituita a Roma, della quale facciamo parte 5 ministri, istituita dal governo Meloni, e alla Regione abbiamo chiesto un elenco di opere che loro ritengono prioritarie. Ce ne hanno mandati 52,
Di questi valuteremo a Roma quale le più necessarie e quale quelle prioritarie. Si riparla del dissalatore a Porto Empedocle? Dopodiché cominciamo a usare 3, 5, 10 dissalatori. Ecco, lo fanno in tutto il mondo. Qui in Sicilia siamo abituati a dover scartare le ipotesi e poi quando apriamo i rubinetti e non c'è più acqua ci accorgiamo che l'acqua di mare può servire se dissalata. Lo fanno in tutto il mondo, facciamolo anche noi e utilizziamo anche le acque reflue. Ci sono i depuratori, nelle campagne è un peccato utilizzare l'acqua potabile, si può benissimo utilizzare l'acqua depurata, cioè dobbiamo cambiare anche uno stile di vita perché il cambiamento climatico non può più farci immaginare che l'acqua tanto non finisce mai, non è vero, l'acqua finisce e prima che finisca dobbiamo immagazzinarla. Qualcuno di voi ricorderà che, scusate se io lo cito, con il mio governo abbiamo pubblicato un bando per i laghi aziendali in agricoltura. Oltre 300 domande sono arrivate, abbiamo cofinanziato quelle che potevamo cofinanziare con oltre 30 milioni di euro, anche qui bisogna lavorare. L'acqua c'è, poca ma c'è, ma quando arriva va conservata, altrimenti nei momenti di siccità non sappiamo più a quale santo rivolgerci. Agrigento avrà la capacità di affrontare gli eventi di Capitale Italiana della Cultura 2025? Io sono assolutamente ottimista. Agrigento ha questa opportunità, smettiamola di stare davanti al muro del pianto, smettiamola ogni tannicchia di dire ma meglio rinunciare, e cavolo, abbiamo un'opportunità che capita una volta ogni 100 anni e continuiamo a discutere con i problemi. Va bene, vuol dire che troveremo la soluzione per cogliere una straordinaria opportunità. Voi capite che significa in Europa, nel mondo, proiettare per un anno Agrigento capitale della cultura. Approfittiamone, ma dipende soprattutto dagli agrigentini, dalle attività commerciali, dai servizi turistici. Dovrà arrivare gente da tutte le parti e alla fine la ricaduta sarà anche per la regione complessivamente, per la Sicilia, non solo per Agrigento. Insomma, rimbocchiamoci le macchine. Il sindaco è stato provocatorio nel lanciare la proposta di rinunciare al capitale della cultura. Il sindaco ha voluto lanciare una provocazione, ma il sindaco sa che l'acqua non si inventa, non si fabbrica. L'acqua va immagazzinata quando piove, ma se non facciamo dighe, se non facciamo serbatoi nelle campagne, se non abbiamo la prudenza di rinnovare le reti idriche, l'acqua piove, arriva, se ne va e noi continuiamo ancora a guardarci in faccia e a dire meglio evitare. No, non si evita assolutamente nulla, si affrontano i problemi con una mobilitazione da parte di tutti, degli enti pubblici e degli enti privati. Un'ultima domanda, Presidente, ecco, le dighe in Sicilia purtroppo sono tutte al collasso, quindi su questo... No, non sono al collasso, le dighe non sono state mai collaudate, questo è il guaio, io l'ho scoperto nel 2020 e infatti abbiamo mandato a Roma l'elenco di tutte le dighe che dobbiamo collaudare e che dobbiamo pulire, perché se la diga in 50 anni si riempie di sabbia non può più contenere l'acqua per la quale è stata programmata. Può essere che me ne devo accorgere io e prima di me nessuno se ne era accorto. E l'iniziativa del servizio di apertura è stata organizzata da Fratelli d'Italia e ha visto la presenza di molti vertici del partito meloniano. Noi ne abbiamo avvicinati alcuni. Una conferenza programmatica su Capitale 2025 alla presenza del ministro Musumeci? Sì, alla presenza di tutti i vertici del partito che devo dire abbiamo coinvolto grazie all'organizzazione voluta dal nostro coordinatore provinciale Adriano Barba, che ha visto tutti i nostri dirigenti partecipi di un'iniziativa che vuole rilanciare il partito dopo il congresso, un bellissimo congresso unitario, peraltro a Agrigento c'è stato il record di tesseramento, quindi questa vuol dire che c'è grande fermento, ma è anche giusto che il primo partito d'Italia ascolti il territorio e le esigenze, le criticità, ma anche le speranze e se ne faccia portavoce. Questa è l'iniziativa di oggi, una delle tante che si porteranno avanti proprio secondo questo nostro modo di fare politica, che è quello dell'ascolto del territorio e di rappresentare le esigenze oneste di chi lo vive. Come si prepara il partito in vista delle prossime elezioni europee? Saranno elezioni molto
importanti perché segneranno una presenza diversa in Europa dell'Italia e dei conservatori. Quindi Fratelli d'Italia ha intenzione di mandare una rappresentanza di livello che sappia parlare degli interessi dell'Italia a Bruxelles in modo autorevole, anche perché Fratelli d'Italia ci andrà come il partito che rappresenta la Premier e quindi è un'esigenza in più, cioè quella di fare non solo gli interessi di una parte ma assolutamente gli interessi dell'Italia, e in questi anni questo è mancato. A volte abbiamo avuto troppi interlocutori, troppi deputati che preferivano fare gli interessi di parte piuttosto che gli interessi dell'Italia. Ci sarà un suo impegno fattivo in campagna elettorale? Il partito mi ha chiesto una disponibilità ritenendo che io sia una candidatura autorevole, sono stata la donna più votata in Sicilia in Fratelli d'Italia. Io ho dato la mia disponibilità nella prospettiva di crescita di un partito che è in grande crescita, però ancora non abbiamo chiuso le liste, quindi si vedrà, questo non è il momento per parlare di campagna elettorale, ne parleremo più avanti. Parliamo di questo impegno oggi alla presenza del Ministro su Capitale 2025, ma non solo, un momento anche di confronto con la base del partito? Ma è un partito che ha maturato l'idea che per confrontarsi con le politiche del territorio bisogna confrontarsi prima internamente. Un partito è tanto più credibile quanto più riesce ad alimentare il dibattito interno e il confronto della propria classe dirigente al suo interno. A pochi mesi dal congresso, che è stato un congresso unitario, abbiamo voluto appunto questo momento che è una conferenza programmatica, appunto, in questo momento di confronto con gli amministratori, con i dirigenti, accompagnati dai nostri parlamentari e dalla nostra classe, diciamo, all'interno delle istituzioni, per poter stilare un documento programmatico da consegnare agli organi di partito, ma soprattutto che possa diventare la bussola attraverso la quale poi presentare la nostra proposta politica. È un momento di confronto importante. Oggi abbiamo qui ad Agrigento dal Ministro Musumeci alla Deputazione regionale ad valentissimi esponenti del governo regionale, insieme a tanti amministratori locali, colleghi sindaci, consiglieri e assessori. Oggi il primo partito d'Italia, bisogna ricordarlo perché a volte credo che lo si dimentichi, il primo partito d'Italia che è al governo della nazione con il presidente Giorgia Meloni si confronta per ascoltare la base, per toccare con mano le problematiche che affliggono i nostri territori e trovarne soluzione. Quindi non è una passerella, ma è un serio confronto da tutti i livelli amministrativi di questo Paese per servire il Paese che amiamo, che è l'Italia. Ancora politica, le sfide della sinistra ad Agrigento, dalla protesta alla proposta. È stato il tema di un incontro organizzato dal Partito Democratico, svoltosi sabato, che noi abbiamo seguito. Oggi un incontro importante che il PD con un esponente della segreteria nazionale, l'onorevole Cooper, lo fa qui ad Agrigento per analizzare un po' le tante criticità, non solo della città, ma anche capire quali sono le condizioni affinché il PD possa ricostruire insieme una sinistra vincente? Ritengo intanto la presenza di Gianni Cooperlo in provincia di Agrigento, nella città di Agrigento, una presenza importante ed autorevole, proprio come presenza del Partito Democratico, che ovviamente viene in una delle province che, come sempre dico io, è una delle province che ricopre le ultime posizioni per diversi settori, partendo da quello più importante che è quella della infrastrutturale e della viabilità. È chiaro che questo è un momento drammatico che stiamo vivendo non soltanto come provincia di Agrigento, ma ritengo anche come regione siciliana, perché siamo su una situazione di condizione climatica degli invasi e quindi di una grande preoccupazione di siccità. Spero che il governo regionale, al di là dei proclami che in queste settimane si accinge a fare, davvero possa portare una soluzione che sia non soltanto per quello che è la siccità, ma soprattutto per i comparti del volano dell'economia, uno su tutti quello dell'agricoltura. Poi è ovvio che di criticità ne abbiamo tante, noi come gruppo del Partito Democratico non facciamo altro che ogni giorno mettere al primo punto quello del diritto alla salute, perché quello
del diritto alla salute e quindi della sanità siciliana sta diventando davvero un problema che invece di essere risolto giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, non si ha nessuna soluzione e dal governo nazionale non arriva nulla. Schifani ci aveva raccontato che stava parlando col governo nazionale, ma ad oggi non c'è nulla, le nostre strutture stanno cadendo a pezzi, i medici vanno via verso la sanità privata e moltissimi cittadini che si ritrovano ad andare in ospedale si ritrovano a stare lì per giorni in astenteria con liste d'attesa lunghe semestralità, 7-8 mesi, e quindi questo è davvero un dramma. Onorevole, qui ad Agrigento per discutere delle problematiche del futuro del PD, ma anche per analizzare situazioni in cui si versa la città in vista di Capitale 2025? Beh sì, certo, una grande occasione, una grande opportunità che la città deve cogliere e rischia di perdere perché l'amministrazione non è in grado di affrontare questa sfida, lo dimostrano anche i fatti della cronaca di questi ultimi giorni, ma stamane in questa iniziativa di promessa democratica abbiamo dato voce a testimonianze, esperienze che sono la parte più ricca, più vitale di questa terra, ed è su questo che bisogna puntare. Agrigento, città capitale della cultura, sarà una grande risorsa per tutta l'Italia, oltre che per questa terra e per la Sicilia, se sapremo mettere in cima le priorità, valorizzare le tante cose buone, le energie sane, le risorse migliori di questa terra. Ecco, lei ha fatto anche un'analisi dell'attuale governo di centrodestra e il raffronto anche alle tante battaglie politiche fatte dal PD negli anni 70? Sì, sono convinto che dobbiamo combattere questa destra costruendo un'alternativa, ma questa alternativa deve ancora una volta avere la consapevolezza che il Partito Democratico da solo non ce la fa, non basta. Dobbiamo rinnovare questo partito e metterci nella condizione però di ascoltare il tanto di buono che c'è fuori da noi. Se si salderà la migliore politica con la migliore società, allora io penso che questa destra non durerà. Come vi preparate alle europee? Spiegando agli italiani che sono le elezioni europee più importanti di sempre, perché la scelta è tra un bivio storico, se rinnovare la prospettiva di un'Europa federale oppure percorrere la via del nazionalismo che la destra vuole riprodurre. E io mi auguro che saremo in grado di costruire questa diatriba col Movimento 5 Stelle? Ma no, bisogna avere tutto più serenità e soprattutto più rispetto gli uni verso gli altri. Nessuno è campione di moralità e il mio partito non si fa dare lezioni da questo punto di vista, ma deve avere la capacità di guardare al suo interno e di affrontare anche i problemi quando ci sono. Grazie. Onorevole Iacono, un momento di confronto ma anche di sintesi in vista anche delle prossime europee con Gianni Cuperlo che ha fatto una relazione sul passato ma anche in prospettiva futura? Sicuramente è una bellissima mattinata voluta dal Partito Democratico, soprattutto la promessa democratica Sicilia che ha visto la partecipazione numerosa di tante compagne e di tanti compagni e soprattutto la presenza graditissima di cui siamo contenti e onorati di Gianni Cuperlo, che come è noto è uno dei nostri più lucidi, lungimiranti e acuti dirigenti a livello nazionale. È stata una mattinata in cui abbiamo parlato sì dei problemi che la nostra provincia vive, soprattutto la nostra provincia che è sempre dichiarata l'ultima provincia d'Italia, ma abbiamo anche ascoltato idee e proposte che abbiamo messo insieme perché vogliamo mettere a disposizione la nostra idea, la nostra visione nuova e diversa di gestione e di governo di questa città e di questo territorio. La situazione dei trasporti pubblici ad Agrigento è da tempo critica sotto diversi aspetti. I servizi offerti dalla TUA, la società che gestisce il trasporto pubblico, sono spesso inefficienti e non garantiscono il diritto alla mobilità dei cittadini. Lo sostiene l'Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Sicilia, che ha inviato all'amministrazione comunale di Agrigento una richiesta di incontro per discutere di queste criticità e trovare soluzioni
concrete. Ad oggi, affermano, non abbiamo ancora ricevuto alcun riscontro dall'amministrazione Miccichè. Se ciò non avverrà in tempi brevi, evidenziano, saremo pronti ad ogni azione di mobilitazione per rivendicare i servizi di trasporto pubblico sicuri, efficienti e dignitosi. È fondamentale, concludono, che l'amministrazione agisca con tempestività e responsabilità per rispondere alle legittime richieste di cittadini e lavoratori. Adesso la vicenda del turista del quale da ieri non si avevano più notizie, è stato probabilmente un malore ad essere per lui fatale. Era un uomo di 73 anni, Rudolf Peter Bruderl, che da ieri, mentre era in visita alla Colimbetra, non aveva più dato notizie di sé. Il suo cadavere, dopo una serie di ricerche durate dalle 13 di ieri, è stato ritrovato stamattina in un dirupo in località San Nicola dalle forze dell'ordine, che unitamente a tanti volontari hanno setacciato in lungo e largo con tutti i mezzi la zona. L'ultimo contatto dell'uomo con un amico, che è stato dallo stesso informato che era caduto nei pressi di un ponte, poi più nulla fino al tragico ritrovamento di stamane. E sull'argomento il prefetto di Agrigento Filippo Romano esprime il suo cordoglio alla famiglia del turista tedesco e rivolge un plauso e un sentito ringraziamento alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco, al personale del Corpo Forestale, ai volontari della Protezione Civile e Provinciale e al personale del Parco Archeologico per il tempestivo e proficuo intervento. La Prefettura, a tale scopo, comunque invita i turisti a prestare la massima attenzione durante le visite al Parco Archeologico della Valle dei Templi e a seguire le indicazioni del personale addetto alla vigilanza. E adesso ancora qualche notizia di cronaca. Un parcheggiatore abusivo non si arrende, nonostante sia già stato sottoposto al Daspo urbano, torna a chiedere il pizzo agli automobilisti. È accaduto sabato sera nel piazzale Piazza Vittorio Emanuele e Aldo Moro. Il controllo dei carabinieri ha fatto scattare per il 53enne la contestazione del reato di inosservanza dei provvedimenti giudiziari. E ancora gli inquirenti stanno indagando su un incendio che ha danneggiato pesantemente un autocarro di proprietà di un'azienda di ortofrutta nella via Sirio di Villaggio Mosè. Sono stati alcuni residenti della zona che nottetempo, vedendo fuoco e fumo, hanno informato le forze dell'ordine. I vigili del fuoco, prontamente recatisi in loco, hanno avuto ragione delle fiamme e la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta sul fatto che al momento non esclude nessuna pista. E ieri a San Leone si è tenuta una raccolta di firme per il sostegno alla proposta di legge popolare per il riconoscimento da parte dell'Italia dello Stato di Palestina come Stato sovrano, con Gerusalemme Est designata come capitale. L'iniziativa promossa dall'associazione Schierarsi. Noi abbiamo sentito Michele Sodano. Allora, Michele Sodano qui a San Leone oggi con la raccolta delle firme pro Palestina. Ecco, di cosa si tratta? Sì, spieghiamolo bene. Istituto di democrazia diretta, 50.000 persone che raccolgono le firme in tutta Italia per depositare una legge in Parlamento. Lo stiamo facendo con l'associazione Schierarsi. Chiediamo che lo Stato italiano riconosca lo Stato di Palestina, perché ad oggi l'Italia, a differenza di tantissime altre nazioni del mondo, lo sta facendo la Spagna, lo sta facendo l'Inghilterra, l'ha già fatto la Svezia, non riconosce lo Stato palestinese. Allora crediamo sia un primo principale diritto riconoscere ai palestinesi una nazione per cercare di limitare l'escalation, di difendere i diritti di questo popolo massacrato. Ci sono 45.000 morti tra civili, donne e bambine. Ovviamente gli attacchi di Hamas sono più che condannati, ma ciò non possono giustificare le azioni belliche dello Stato israeliano che si sta vendicando in maniera atroce nei confronti della popolazione palestinese. È un piccolo gesto, questo già è il 6° banchetto, abbiamo raccolto 500 firme da Agrigento, quindi
ringraziamo una popolazione comunque sensibile nei confronti della tragedia palestinese e non possiamo tirarci indietro di fronte all'enorme sofferenza dei nostri fratelli palestinesi, sperando ovviamente che ci sia un equilibrio di pace tra tutte queste nazioni in Medio Oriente. E con il primo caldo comincia il fenomeno degli incendi. Il primo lo registriamo ad Alessandria della Rocca, in contrada Pietri Parrini Carragià. A fuoco, il cui diffondersi è stato agevolato da un forte vento, è andato il bosco del comune. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il sindaco di Alessandria della Rocca, Giovanna Bubello, che stamattina presto, parlando di gravi ritardi, si è recata in prefettura. Le fiamme sembravano essere state domate dopo circa 7 ore di intervento, ma a causa del vento hanno ripreso vigore. E ieri a San Leone i Lions si sono incontrati per una iniziativa che hanno intitolato Solidarietà senza confini Lions Day, una estiva e assolata giornata che ha consentito agli organizzatori di offrire screening gratuiti alla popolazione. Ecco, oggi il Lions di Agrigento insieme per questa giornata di solidarietà senza confini, tanti Lions agrigentini, e abbiamo visto un'iniziativa che sta avendo un ottimo riscontro. Presidente, un bilancio? Sì, oggi per la giornata del Lions Day i Lions dei club italiani scendono nelle varie piazze, nelle zone più affollate per celebrare appunto il Lions Day. Noi della zona 26, tutti e 4 club più il Leo Club, abbiamo deciso di venire qui a San Leone, zona molto frequentata, per offrire gratuitamente alla comunità degli screening sanitari. Naturalmente questo l'abbiamo fatto in collaborazione con l'ASPI di Agrigento, la Croce Rossa Italiana che ci ha dato manforte e con la collaborazione del Comune di Agrigento. Sia gli screening sanitari che la conoscenza sono due fattori che fanno alleanza contro il sorgere di patologie anche gravi e affinché si possa avere una vita sana e longeva. Dottore, allora come sta andando questa iniziativa oggi del Lions Day sullo screening diabetologo e non solo? Nonostante la giornata estiva così, ma l'afflusso è stato veramente significativo e ancora non abbiamo finito, ma già un gran numero di persone si sono sottoposte a questo controllo e direi che c'è una risposta molto positiva. Cose che avete riscontrato magari così, in un primo controllo ovviamente? Sì, in qualche caso è venuto fuori qualche elemento che va da spunto per eventuale poi per approfondire la situazione clinica, un proprio medico di famiglia, eventualmente un diabetologo, e quindi per confermare l'utilità di questa screening, di queste attività. Beh, è una iniziativa che annualmente i Lions fanno, una prevenzione per le malattie, in questo caso con malattie cardiologiche. E abbiamo fatto circa un 30 casi, non abbiamo riscontrato problemi particolari, ma abbiamo dato dei suggerimenti importanti e validi per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Sono collaborato dal dottore Martello, strutturato dell'ospedale, del reparto di cardiologia, e diciamo che è una giornata bellissima per noi perché ci adeguiamo alla nostra iniziativa di user, cioè servire il prossimo, e in ogni caso ci soddisfa perché è il nostro lavoro come cardiologi. Beh, è un'iniziativa davvero interessante perché ci permette anche di riscontrare nella popolazione che talvolta spesso magari non attenziona la problematica cardiovascolare delle piccole problematiche magari collegate alla pressione o qualche alterazione del tracciato, e questo ci consente poi di approfondire queste tematiche, queste problematiche. Devo dire che è una giornata molto impegnativa, abbiamo fatto già diversi pazienti, abbiamo visitato. Bilancio assolutamente positivo, l'affluenza è stata abbastanza intensa. Le proposte che abbiamo fatto
sono molto significative perché si parla di screening del diabete, screening della celiachia, screening cardiologico, screening audiologico e visivo, quindi si è data la possibilità alla cittadinanza quantomeno di poter capire se esistono o meno delle problematiche sanitarie. Mettiamo a fuoco che questa è un'iniziativa del Lions, ecco, lei è un socio del Lions e quindi volontariamente si fanno queste cose. Sicuramente è un'iniziativa dei Lions, è molto importante, che è un service che i Lions elargiscono come sempre alla popolazione. Anche lei fa parte del Lions Club, vero? Sì, certo. Quindi ritiene valida questa iniziativa? Si aggiunge l'iniziativa di oggi al controllo che ogni anno viene svolto in questo settore e anche in questo caso, come nei precedenti, c'è stata una risposta veramente eccezionale da parte della popolazione. Del pubblico, perfetto. Parliamo di scuola adesso perché l'anno scolastico 2024-2025 in Sicilia comincerà giovedì 12 settembre e terminerà sabato 7 giugno 2025. A stabilirlo è stato un decreto dell'assessorato regionale per l'istruzione e formazione professionale che riguarda tutte le scuole siciliane di ogni ordine e grado. Saranno complessivamente 207 i giorni di scuola o 206 nel caso in cui la festa del patrono locale dovesse ricadere in periodo scolastico. Fa eccezione la scuola dell'infanzia, per la quale il termine delle attività educative è fissato al 28 giugno 2025, ma nel periodo compreso tra il 9 e il 27 di giugno gli istituti potranno lasciare in funzione le sole sezioni necessarie a garantirne il servizio. Stati generali del cinema in Sicilia, l'intervista al governatore Schifani. Ma la Sicilia secondo me è un setto aperto e vuole dimostrarlo con questa iniziativa fortemente voluta dal mio governo e dall'assessore Elvira Mata. E ascolteremo, creeremo questo momento di dibattito e di confronto, non sottolineando poco il fatto che la Sicilia è pronta anche ad aiutare la formazione dei produttori cinematografici e degli attori. Abbiamo un clima, abbiamo dei set che da soli, come quello di oggi, sono già autonomi nel presentarsi a insediamenti cinematografici e realizzazione di film. Abbiamo investito più di 20 milioni su questo settore, ne investiremo in questa finanziaria recente 5 milioni chiestimi dall'assessore Amata proprio per realizzare un progetto, quello che avevo già detto in campagna elettorale. La Sicilia deve diventare non soltanto polo attrattivo per produzioni cinematografiche, anche con degli eventuali incentivi anche per la formazione, ma effettivamente la storia parla da sé. Macari, altre grandi produzioni, il commissario Montalbano sono arrivate autonomamente e spontaneamente, allora perché non stimolare invece ulteriori interessi attraverso l'iniziativa politica che stiamo assumendo? Gino Cacciatore è il nuovo direttore sanitario dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Cacciatore da molti anni è primario dell'unità operativa complessa di lungodegenza post-acuzie. A disporre la nomina è stato il commissario dell'ASP di Agrigento Giuseppe Capodieci. E adesso ci fermiamo solo qualche istante per la pubblicità. Restate con noi perché torniamo tra poco. Grande partecipazione ieri alla mezza maratona che da anni e sempre con successo organizza l'agrigentino Antonio Calamita. Abbiamo seguito l'evento con le interviste anche ai 3 vincitori. Dottore Calamita, ecco un bilancio di questa mezza maratona, oggi qui la premiazione, insomma un bel momento di sport. Sicuramente è un bel momento di sport, il caldo ha dato tanto fastidio, nonostante tutte le nostre attenzioni, nonostante il circuito perfettamente chiuso dalla Polizia Municipale, Carabinieri, Finanza, tutti, Polizia Stradale, però purtroppo il caldo ha fatto la differenza. Nonostante ciò 1000 atleti alla partenza, gli arrivati saranno un po' di meno perché il caldo ha fatto rallentare qualcuno, però è una gara che
siciliani amano, ma anche quelli che vengono fuori dalla Sicilia. Grazie a tutti quanti, grazie a voi per l'informazione che avete dato, per far conoscere ai cittadini di Agrigento il percorso. È una festa dello sport oggi ad Agrigento, grazie a tutti quanti. Una maratona oggi si è conclusa, che ha visto la partecipazione di 1 migliaio di atleti? Sì, si è conclusa già la mezza maratona, un importante evento per la promozione della nostra città. L'altro percorso era anche all'interno della Valle dei Templi, della Via Sacra, quindi una vetrina per la nostra Agrigento, proprio come preludio di Agrigento 2025. La partecipazione è stata massima, più di 1000 atleti, naturalmente hanno dietro anche i parenti, quindi capite bene anche per le nostre attività, per i nostri commercianti, per gli esercenti di tutte le attività di ristorazione, B&B, quindi penso che questo sia anche importante affinché l'economia possa tornare sui suoi piedi. Questo è quello che noi sempre da tempo puntiamo, non parlare di economia della cultura, ma di cultura dell'economia, e questo penso che sia stata una grande risposta. Parlaci di questa esperienza, sei arrivato il primo. Non parlo italiano bene. Non ha importanza, dai, ti è piaciuta, sei arrivato primo, qualcosa? Sono ancora, si è fermato a 4 anni, arrivo a correre 4 metri, 5 metri, grazie mille Presidente Nicola, grazie mille fratello Vincenzo Marsani, grazie. Prima classificata delle donne, un commento, come ti è sembrata l'iniziativa? Allora, la gara di Agrigento è sempre una gara emozionante, perché si arriva alla Valle dei Templi ed è sempre un'emozione. Era da tanto che non la facevo questa, quindi è stato un bel ritorno. Come ti chiami, nome e cognome? Nome e cognome, gentilmente. Florinda Mercadante. Da dove viene lei? Da Trapani. Una premiazione importante, lei è stata seconda in assoluto e prima nella sua categoria? Sì, SF40 la categoria. Ecco, parliamo di questa esperienza, la Valle dei Templi, insomma, ci racconti un po' le sue emozioni. Percorso meraviglioso, per nulla noioso, emozionante, suggestivo, stupendo l'entrata al parco archeologico, meravigliosa la giornata, un sole splendente, mi sono divertita moltissimo. È la prima volta che partecipa? No, sto facendo il Grand Prix delle mezze maratone, quindi questa è la terza tappa, soddisfacente. E si è conclusa ieri anche la prima edizione della gara di mountain bike settore Gran Fondo svoltasi ad Agrigento, organizzata da Accra Bike Agrigento, il cui presidente è Cristian Licata. Vediamo com'è andata. Fabio Rizzo del team Radio Vela Agrigento, primo assoluto nella categoria e-bike al primo Gran Fondo della Concordia nella Valle dei Templi. Che sapore ha per te, agrigentino, questa vittoria? Diciamo che tutte le vittorie sono belle, vincere in casa è una cosa che ti riempie di gioia, perché il percorso l'abbiamo studiato, l'abbiamo cambiato 1000 volte proprio per renderlo sicuro, non dare preoccupazioni per i partecipanti di qualsiasi livello, quindi il fatto di aver collaborato con il gruppo che si è impegnato tantissimo in questa manifestazione è una cosa che mi riempie veramente di gioia. Che gara è stata? La gara è durissima, no, diciamo che è dura perché c'era un'altimetria abbastanza impegnativa, si arrivava a 1400 metri complessivi con uno strappone su a Giardina Gallotti di quasi 600 metri dove non c'era la possibilità di recuperi, lì si spinge testa bassa e si va avanti, quindi diciamo che era anche da gestire, una gara da fare oltre che con le gambe, con un po' di testa. Tu non sei più giovanissimo, vincere alla tua età, lo possiamo dire, 63 anni, ha di certo un sapore particolare. Beh, diciamo che noi ce la mettiamo tutta, ci alleniamo regolarmente tutti i giorni, quindi per noi c'è la giornata di carico, la giornata di scarico, però non scappa una sola seduta di allenamento. Poi tutto il resto, quello che viene per noi è un divertimento puro, per la mia età apprezzo di più queste manifestazioni proprio per finirle, per stare
con il gruppo di bikers che sono sempre splendidi e amiconi come sempre. Ha trionfato nella categoria e-bike la famiglia Rizzo, tuo fratello è arrivato secondo, Vittorio. Sì, Maurizio credo che abbia fatto anche un po' il gioco di squadra, perché io all'inizio eravamo un po' tutti assieme, ho cercato di andarne sul primo strappone, Maurizio ha coperto la mia fuga non vedendomi dietro, quindi chi era dall'altra squadra si è accodato a mio fratello e mi ha dato la possibilità anche di prendere quel vantaggio che sono riuscito ad amministrare fino alla fine. Eccolo qua il vincitore del primo Gran Fondo della Concordia nella Valle dei Templi di Agrigento, Alberto Lamantia, con Cristian Licata, l'organizzatore. Intanto, che vittoria è stata? Ma guarda, è una vittoria importante perché al di là della prima gara come di mountain bike Gran Fondo d'Agrigento, io essendo di casa ci tenevo tantissimo. Alla fine, dopo un impegno che andava oltre le mie possibilità, fortunatamente ci sono riuscito. Che percorso è stato? Ma guarda, il percorso veramente bello perché al di là che passavamo dentro la Valle dei Templi, toccavamo anche altri comuni che solitamente non vengono sfiorati mai da manifestazioni come Montaperto e Giardina. È abbastanza tecnico, veloce, molto divertente. Vincere in casa ha un sapore diverso, speciale? Ma ovviamente sì, perché essendo di Agrigento alla fine diciamo che è qualcosa di speciale, dai. Cristian Licata, tracciamo un consuntivo di questo primo Gran Fondo della Concordia di mountain bike. Ma intanto la mia felicità oggi è indescrivibile perché avere visto vincere Alberto Lamantia, che è prima di tutto per me un amico, dopo è un campione, l'ho sempre detto, fuori da ogni mura, vedere vincere lui, un agrigentino puro sangue, per me è motivo di orgoglio. Sono veramente felice qua in questo contesto veramente che è molto bello. Oggi siamo riusciti a portare a termine, mi auguro ancora devono arrivare altri 240 circa atleti, una grande manifestazione, una prima manifestazione che ha veramente dell'incredibile. Abbiamo abbracciato, come ha detto Alberto, le frazioni meno popolate, abbiamo dato vita grazie oggi a questa manifestazione come le frazioni di Montaperto e Giardina Gallotti, e c'erano tutti gli abitanti lì festosi a dare il suo supporto agli atleti, ogni atleta che passava. Quindi io dal canto nostro dell'organizzazione non posso che essere contento, felice e veramente soddisfatto, al di là del numero importante di atleti che abbiamo portato nella città di Agrigento, perché hanno lavorato B&B, hanno lavorato strutture ricettive, hanno lavorato bar, ristoranti. Dico, abbiamo dato un contributo sostanziale alla città di Agrigento oggi. Per la categoria e-bike, trionfo della famiglia Rizzo. Sì, hanno vinto i due fratelli, loro hanno collaborato con me nel tracciare questo percorso, quindi oggi giornata bianca-azzurra, diciamo, tutta agrigentina. Per la tua Acrabike che esperienza è stata? Ma per la mia Acrabike è stata un'esperienza intanto disastrosa, disarmante, mi hanno levato la vita, sono stanco, però ho dietro alle spalle delle persone meravigliose come Calogero Turco e Rosso Fasone, fratelli Rizzo, che per me sono stati ossigeno, senza di loro io non sarei mai riuscito a portare a termine quello che oggi centinaia di persone stanno vedendo. Ci sarà la seconda edizione? Ma godiamoci questa giornata intanto. Quarto record italiano di categoria nel lancio del giavellotto femminile per l'atleta della SD Milone Siracusa Giusy Parolino, che a Siracusa con la misura di 27,86 ha vinto la gara nella categoria assoluta di lancio del giavellotto femminile. Gara lunghissima, afferma la Parolino, caratterizzata da forte vento, ma nonostante tutto, dice, iniziare le gare estive con una vittoria in campo assoluto siciliano e un record italiano è un dato importante. Dati che dimostrano, continua, che la stagione promette bene e soprattutto conclude che la preparazione è come sempre ottima grazie al mio coach Emanuele Serafin, che mi segue da oltre 10 anni. Si è giocata la terzultima giornata del campionato di Serie D Girone I. Il Città di Cireale ha pareggiato con il Real Casalnuovo per 1-1, mentre il Città di Sant'Agata è andato a pareggiare a Gioia Tauro con la Gioiese per 2-2. Brutta sconfitta del Canicattì per 5-0 sul campo del Reggio Calabria.
e il ritorno della vittoria delicata a Ragusa e contro il Ragusa per 2-0 grazie ad una doppietta dell'agrigentino Riccardo Rotulo. La Nuova Egea si imposta sull'Ocri per 4-0 e il Portici è andato sotto in casa con il Trapani per 0-5, mentre la Vibonese è andata a vincere a San Luca per 1-0. Ricordiamo che il San Luca sarà il prossimo avversario dell'Acregas domenica prossima. Infine il Siracusa si imposta sul Castrovillari per 3-1. Hanno riposato San Cataldese ed Acregas. Intanto la prossima stagione di Serie D Gironei si arricchirà di altre 2 squadre siciliane, tra l'altro vicine di casa. E ritornano in Serie D infatti sia Enna che Nissa e quindi saranno 6 derby in un raggio di pochi chilometri che richiameranno sugli spalti migliaia di tifosi. A darsi battaglia saranno le vicine di casa, Acregas, San Cataldese, Canicattì, Nissa, Enna, Licata, oltre le siciliane Acireale, Sant'Agata, Ragusa, Nuova Egea, Virtus e Siracusa. Chiaramente i tornei non sono affatto conclusi e chissà che magari attraverso i playoff non possano esserci altre promozioni che vedranno in nascere di partenza squadre come Pro Favara, Paternò ed altre ancora. È un augurio che noi facciamo a tutti i club siciliani. Dunque, ad un paio di giornate dalla conclusione del torneo di Eccellenza, la Nissa accede in Serie D matematicamente dopo 11 anni, vincendo di misura con il Castelbuono. Grande festa sugli spalti e congratulazioni per il tecnico Nicolò Terranova e il DS Ernesto Russello, ex dell'Acregas, alla loro seconda promozione di fila. Vince facile la Pro Favara con il Casteldaccia, mentre lo Sciacca va a pareggiare a son di reti sul campo dell'Accademia Trapani. Pro Favara di diritto va ai playoff, mentre per la griglia finale occorrerà attendere l'esito delle restanti gare. Anche l'Enna approda in Serie D dopo 34 anni, con 2 giornate di anticipo e con ben 9 punti di vantaggio sul Paternò. Dopo un inizio un po' complesso ed equilibrato ed un cambio propedeutico di allenatore, infatti al posto di Salvatore Utro è subentrato l'esperto Giovanni Campanella. La compagine gialloverde ha incanalato la strada giusta e vincendo sul campo di Brolo contro la Rocca Acquedolcese. A Brolo i tifosi ennesi hanno festeggiato nel momento in cui Randis ha portato in vantaggio la propria squadra, ma la vera festa sarà al Gaeta domenica prossima contro l'Imesi Atletico Catania. Adesso parliamo del Pro Favara che ha vinto contro il Casteldaccia per 4-0 e si qualifica per i playoff. Una eventuale successiva vittoria potrebbe aprire alla squadra le porte della serie superiore. Giuseppe Moscato. La Pro Favara vince 4-0 contro il Casteldaccia e accede direttamente alla fase nazionale dei playoff. La squadra giallo-blu, certa del secondo posto in classifica e del distacco dalla terza a 2 giornate dal termine, può coltivare ancora il sogno di conquistare la promozione in Serie D. La Pro Favara infatti affronterà una squadra campana nella fase nazionale di quelle che saranno le semifinali per l'accesso alla quarta serie. I gialloblu di mister Gaetano Catalano hanno disputato una gara perfetta, praticando un ottimo calcio, dando spettacolo e rifilando 4 reti al Casteldaccia. I gol portano la firma di Lupo, Balistreri e Erbini, che realizza una doppietta in entrambi i casi, ottimamente servito da Caternicchia. Ancora 2 partite al termine del campionato, domenica prossima in trasferta a Sciacca e quindi il 28 aprile la gara finale interna con l'Accademia Trapani, in proiezione della gara d'andata dei playoff in terra campana prevista per il 26 maggio. Ma ecco le interviste.
Ma è quello che avevo chiesto ai ragazzi, quello che stiamo lavorando. Sappiamo che ormai, come ho detto tante volte, l'obiettivo principale è sfumato, però abbiamo un altro obiettivo che per noi è importantissimo. Credo che oggi i ragazzi hanno fatto tutto quello per cui lavorano durante la settimana, l'hanno fatto bene. Non era facile perché arrivato a questo punto magari non ci sono più quelle tensioni, quelle cose che in quel momento magari avevamo un po' prima perché avevamo l'obiettivo davanti, però devo dire che hanno fatto una partita per bene, giocata a calcio, hanno lavorato bene, hanno fatto secondo me delle ottime trame, abbiamo fatto degli ottimi gol, quindi sono abbastanza soddisfatto per quello che ho visto oggi in campo e soprattutto perché stiamo recuperando un po' tutti e questa è la cosa fondamentale. Certo, chi era fermo da un po' di tempo ha avuto anche l'occasione insomma di mettersi alla prova, ecco. Assolutamente, sto cercando un attimo di recuperare la Piana, recuperare Bini, anche oggi stesso Miano, manca solo Mattia Reducci e Mistretta, l'abbiamo vista in campo oggi per mezz'oretta, quindi in questo senso sono abbastanza soddisfatto. Le ultime due partite per la fine della regular season, la playoff nazionali già ormai insomma conquistate, come saranno queste ultime due partite? Ma intanto avevamo questo obiettivo oggi, lo dovevamo raggiungere, l'abbiamo raggiunto. Adesso abbiamo due partite, sono due partite da non sottovalutare, bisogna affrontare bene perché bisogna onorare il campionato fino alla fine. Ormai ho tanti giocatori a disposizione, quindi innanzitutto cercheremo un po' di portare a termine, come ho detto prima, il campionato nel migliore dei modi, però cercando di farli ruotare e mettere qualcosa nelle gambe, soprattutto a quei ragazzi che sono stati fuori per mesi. Ma come abbiamo già detto altre volte è sempre passato in secondo piano perché abbiamo rincorso per 28 giornate, abbiamo fatto un campionato strepitoso e penso che negli ultimi 20 anni, se non vado errato, la seconda non ha mai dato tutto questo vantaggio alla terza e a 2 giornate alla fine ha dato 17 punti, è tanta roba, oggi abbiamo dato dimostrazione che siamo una squadra importante, abbiamo deciso di comandare la partita dal primo all'ultimo minuto, così è stato, avevamo un obiettivo, oggi potevamo vincere qualcosa, oggi abbiamo vinto i playoff regionali, è passato in secondo piano perché non li giocheremo, ma in realtà l'abbiamo vinti e dobbiamo proiettarci a quello che sarà. Sembrava che giocavate a memoria, tutti gli schemi hanno funzionato alla perfezione. Abbiamo lavorato, è un gruppo che fa questo per lavoro, quindi tutto quello che si prova si cerca di poi portarlo in campo. Oggi si è visto, secondo me, uno dei migliori Favara dell'anno, lasciando stare le imprese che abbiamo fatto. Una squadra che ha giocato, una squadra che sapeva dove trovare il compagno, una squadra che riusciva a prestare bene. Oggi è stata un gran Favara, il pubblico si è divertito, noi ci siamo divertiti e non c'era giornata migliore di questa. Veramente era difficile fare il risultato qui a Favara, però voi insomma ci avete tentato e in più occasioni siete state anche sulla scia di realizzare, poi insomma la partita è andata forse come era nelle previsioni. Sì, vabbè, conoscevamo i valori del Favara, ha fatto un campionato a sé con la Nizza, quindi insomma le qualità poi emergono in campo. Noi ci siamo un po' complicati la vita noi perché abbiamo iniziato bene, poi abbiamo avuto anche qualche buona occasione, poi quando ha fatto 2 gol il Favara entro il primo tempo, insomma la gara è andata un po' scemando. Ultime 2 partite per la fine del campionato, cosa vuol dire per voi? Per noi vuol dire tanto, inizia un mini torneo di 2 partite dove per noi domenica prossima sarà fondamentale, abbiamo uno scontro diretto insomma contro il Geraci e là sarà un po' da può dire tanto per noi quella partita, può dire tanto. Un campionato insomma che è stato un po' altalenante per le vostre posizioni, la salvezza credo che dovrebbe essere meritata. Speriamo perché siamo tante squadre lì sotto, nessuna di lì a parte il Geraci ha vinto, quindi onore a tutti che stanno mantenendo insomma questo campionato. Per noi la salvezza significa vincere un campionato. Obiettivamente parlando fino a qualche partita fa eravamo per ultimi, ora abbiamo anche la possibilità di giocarci una salvezza diretta a 2 partite alla fine, quindi insomma per noi potrebbe dire tanto ancora questo campionato.
Vabbè, ormai avevamo questo obiettivo e l'abbiamo raggiunto. I ragazzi lo volevano fortemente, penso che abbiamo fatto qualcosa di straordinario e sono contento per questo risultato. E poi c'è stato il recupero di importanti pedine, insomma, che stanno iniziando di nuovo a carburare dopo lunghe assenze. Questa è la notizia più bella di questa giornata, perché i vari La Piana, Miano, Mistretta e ancora fuori Retucci sono giocatori che nel lungo periodo che ci potevano dare una grossa mano, quindi recuperarli oggi è qualcosa di importante. Playoff nazionali ormai assicurati, 2 ultime partite per la chiusura della regular season. Come saranno queste 2 partite? Noi cercheremo di onorare il campionato perché è importante, anche perché ci sono squadre che si giocano ancora i play-out o la salvezza, quindi non regaleremo niente a nessuno, andremo a Sciacca per fare la nostra partita e magari il mister darà più spazio a chi ha bisogno di minuti, visto che qualcuno sta recuperando da poco, quindi io credo che faremo un finale di campionato importante. Ed è proprio un momento positivo per le favaresi, perché anche Favara Academy vince per 1-0 contro il River Platani e si qualifica per i play-off del campionato di terza categoria. C'è un'altra bella realtà calcistica a Favara oltre la Pro Favara, si chiama Favara Academy, è una società con una squadra che milita nel campionato di terza categoria nel girone provinciale di Agrigento, una società composta da favaresi e con giocatori per la maggior parte di Favara. Dicevamo una bella realtà che è partita in sordina e nel corso del campionato ha guadagnato punti su punti, arrivando anche alla 4ª posizione e nel girone di ritorno addirittura vincendo 10 partite consecutive. Anche nella gara di oggi contro il San Biagio Platani è arrivata la vittoria con grande soddisfazione di tutti, anche perché questo consolida la posizione e permetterà sicuramente di fare i play-off. Ma sentiamo i protagonisti della gara. Mister Cinquemani, la 10ª partita di fila vinta da questa Favara Academy, una bella soddisfazione. Sì, è una bella soddisfazione, anche se devo dire che i miei ragazzi hanno messo l'anima dentro il campo e abbiamo ottenuto la 10ª vittoria consecutiva in questo campionato, che ci proietta ancora di più alle zone alte del campionato. Certo, non è più facile vincere il campionato direttamente, ma possiamo bensì puntare a fare playoff in casa. Ringrazio i miei ragazzi perché sono splendidi, oltre a essere dei grandi giocatori sono anche uomini. Lo hanno dimostrato in questo campionato. Mi dispiace solo che pecchiamo un attimino di inesperienza, che a fine gara, quando una partita finisce, è giusto andare dentro lo spogliatoio e non dare adito a certe situazioni che non ci competono, non ci interessano. Che campionato è stato e soprattutto che bella realtà è Favara Academy? Favara Academy nasce da 3-4 amici che poi siamo diventati 5, dove abbiamo messo passione, impegno e adesso stanno arrivando i risultati, dai, perché alla fine quando c'è il buon lavoro e la giusta organizzazione è giusto che ci prendiamo le soddisfazioni e questo sta arrivando. Volete fare il salto di categoria? A questo punto sì, ci mancherebbe, dopo che abbiamo fatto 30 dobbiamo fare 31. Fortunatamente abbiamo vinto anche questa partita, è stata una bella battaglia calcistica decisa da un episodio, speriamo vada ancora bene, ancora abbiamo altre 2 finali per affrontare i playoff da protagonisti e speriamo accada qualcosa di buono. È stato un bel rush finale, un crescendo con 10 partite di fila di vittorie. 10 vittorie di fila, non ci credeva nessuno, ma partita dopo partita abbiamo messo in campo grinta e siamo riusciti a portarle alla fine a vincerle tutte e 10. Ma non è che volete vincere il campionato magari con i playoff? Ancora non lo vogliamo dire, però dopo che siamo lì dobbiamo provarci, speriamo bene. Una bella realtà che stiamo formando da quest'anno, anzi dall'anno scorso, con tutti i ragazzi locali che lavorano e poi la sera si vengono a divertire. Stiamo facendo un bel campionato nel girone di ritorno, questa è la 10ª vittoria consecutiva che facciamo. Siamo, credo, matematicamente nei playoff, ci divertiamo, giornate all'insegna del divertimento, perché è giusto anche dare sfogo a chi non ha tempo, a chi non ha potuto giocare anche nel Pro Favara per motivi vari, dare una valvola di sfogo a questi ragazzi che si stanno comportando davvero bene e che ci stanno veramente facendo sognare con delle bellissime partite e ci stanno dando davvero delle belle soddisfazioni. Dicevi che è stato un bel campionato. Sì, siamo partiti un po' così, però poi
sono rientrati dei ragazzi e da quel momento in poi abbiamo ingranato la quinta e abbiamo fatto, come ti ripeto, questa è la 10ª vittoria consecutiva, nel giorno del ritorno non abbiamo perso nemmeno una partita né pareggiato e adesso la maggiore soddisfazione è quella di vincerle tutte, così magari facciamo un record per questa categoria. La prospettiva è quindi il salto di categoria? Ma l'appetito viene mangiando e se siamo là dico ormai ci dobbiamo tentare, è anche una soddisfazione per noi dirigenti, per la scuola calcio e anche per i ragazzi per i sacrifici che hanno fatto. Termina qui il nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che la nostra informazione può essere seguita in diversi modi, sul 93 alle ore 15, alle ore 20, alle 9 del mattino su Video Sicilia e ancora sul 268 delle Smart TV, l'intera nostra programmazione a link TV locali e TVA e poi quella in tutta Italia, nel mondo intero sul sito www.televideoagrigento.tv. Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.